cari concittadini e sponsor, è con enorme piacere che oggi inauguriamo la sagra di San Rocco con la nostra bellissima cena di gala. È un rapporto profondo e sincero quello che lega i lorigiani a questa festa. Tradizione ormai consolidata, stabile, la sagra cerca di presentarsi ogni anno in veste rinnovata per sollecitare un continuo interesse. Con la sagra il nostro paese e l'intero territorio si mettono in vetrina e cercano di mostrare quanto hanno di meglio. Anche quest'anno, in particolare, ci tengo a esprimere la mia soddisfazione come Presidente del Proloco per l'ottima organizzazione della manifestazione da parte di tutti i consiglieri, i collaboratori e i volontari, a cui credo sia doveroso un applauso per il costante impegno e sforzo profuso. Un grazie sentito va anche a tutte le forze dell'ordine insieme alla protezione civile che in questi giorni saranno impegnati ad assicurare il buon andamento della manifestazione. Viviamo una difficile fase economica e molti si chiederanno come sia possibile tutto questo. Senza dubbio il lavoro della Proloco è fondamentale, ma credo che vi siano anche motivazioni profonde e appartenenti alla nostra comunità. Questa non è solo una festa nostra e commerciale, né una semplice sagra paesana, è la festa di tutti i lorigiani, di tutti coloro che da anni vivono qui e di tutti coloro che da poco sono venuti a abitarvi. La nostra festa è organizzata da diversi volontari che collaborano ogni aspetto, dal montaggio degli stand alla scelta degli spettacoli, dalla cucina guidata abilmente dallo chef Alcide Candiotto alla collaborazione con le associazioni. E non ultimo vorrei ricordare l'importantissimo contributo dei nostri sponsor, che ringrazio sentitamente. E vorrei qui ricordare Italo Bailo, il decano degli sponsor della Proloco, nonché uno dei fondatori della Proloco di Rovesa. Questa è la sagra di tutti, perché molteplici sono le manifestazioni, per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti, come avrete letto nel libretto. Impegniamoci dunque a trascorrere questi giorni di festa pensando a Loreggia come un patrimonio di tutti noi, un modello di vita comune che sia di esempio anche per altre comunità, per il coinvolgimento, l'impegno, la passione e la reciprocità che nella festa si concretizzano così bene nel lavoro di tanti volontari, diventino una base, un terreno per altre azioni sociali e individuali, per una sagra che non sia solo festa, ma un modo di vivere e di essere, in casa, a scuola, in famiglia e con gli amici, in ogni luogo. Buona sagra a tutti! Un saluto e un ringraziamento a chi ci ha permesso tutto questo, e sono i volontari della Proloco, i volontari delle nostre associazioni paesane, la vera risorsa di questo paese. Il volontariato è la risorsa di questo paese e noi vogliamo custodirlo questo sistema del volontariato e delle associazioni, anzi va rispettato, ma sempre sostenuto in qualunque ambito esso operi. E quindi grazie dello sforzo, grazie di questa manifestazione che voi organizzate e che anche quest'anno sono sicuro avrà un successo che è nato crescendo negli ultimi anni. Un grazie anche ai nostri ospiti. Qui abbiamo il vice governatore della regione Veneto, Marino Zorzato, ed avere qui il vice governatore vuol dire che anche la regione pone attenzione sempre ai territori. Noi abbiamo bisogno in questo momento di attenzione da parte delle istituzioni verso i territori. È questo che noi chiediamo sempre. E il Presidente, e qui concludo, il Presidente ha detto questa è la sagra dei loreggiani, ma è la sagra anche di un nodo
comportarsi, di un atteggiamento, ha concluso il proprio intervento. E io dico, è un modo anche per ritrovarsi. L'abbiamo detto in diverse parole sia io che Don Leone nell'intervento che abbiamo fatto nel libretto. È un modo per cui i lorenzani si ritrovano, stiano assieme, scambino qualche parola, crescano nelle esperienze reciproche. È il periodo in cui io dico dobbiamo parlare di noi. L'io è importante, l'io, ma dobbiamo passare al noi. E questo è un paese che vuole andare avanti assieme, vuole fare squadra in questa comunità, ma vuole fare squadra e aprirsi anche al territorio. Di questo sono convinto che Lorenzo possa diventare veramente un paese che sia anche capofila rispetto a queste dinamiche. Quindi grazie a voi e buona salve a tutti. Io vi ringrazio. Vi capita spesso di leggere il giornale o guardare la televisione, solo brutte notizie, e allora almeno per una sera godiamoci una serata in allegria tra di noi. Ma perché voglio augurarvi una bella serata, vi chiederei una cortesia: se guardate di là vedete una cinquantina di ragazzi giovani che questa sera per noi, per voi, ci daranno una mano a servirci. Allora io vi chiedo una cosa: oltre ai pochi chi è dentro al caldo, ai nostri ragazzi un applauso favoloso e una bella serata a voi, grazie! Allora, grazie a tutti per essere venuti qua questa sera per noi la prima sera è sempre un test per capire se siamo nella giusta strada, quindi vi chiedo se va bene, se vi è piaciuto la cena di questa sera, perché questa sera abbiamo provato i porcini e i finferi che saranno un baluardo per tutti questi giorni di sagra qui a San Rocco Loreggia. Quindi i porcini che avete mangiato nel risotto e i finferi che avete mangiato nei gnocchi li troverete tutte le sere nel piatto degustazione di funghi, con funghi porcini, finferi, misto bosco, e un piatto del giorno che cambierà di giorno in giorno apposta. Quindi mi sembra che la cosa sia andata, quindi vi ringrazio veramente, però vorrei fare un applauso a tutto lo staff di cucina, perché io sono la punta dell'iceberg, che l'iceberg è veramente grosso e si trova qua dietro. Siamo circa 50 cuochi che lavoriamo dalla mattina alla sera e grazie a queste soddisfazioni ci fanno andare avanti, perché sono tutti volontari, tutta gente che viene qua con buona volontà. Ringrazio il direttivo che per il quinto anno mi ha proposto di seguire la cucina, e quindi un applauso al direttivo, perché sono lungimiranti, hanno visto che per fare una sagra ad alti livelli servono dei professionisti, e loro sono i primi professionisti a credere in tutto quello che facciamo. Quindi se avete voglia vi aspetto ogni sera qui fino al 17 settembre. Ultima cosa, poi chiudo, c'è il 17 agosto, il 17 agosto c'è la prima gara di torte fatta in casa di San Rocco, quindi invito tutte le signore presenti a partecipare. C'è un bando da seguire, c'è una scheda da compilare per l'iscrizione, sul sito della Proloco c'è tutto e al bar ci sono tutte le informazioni, quindi vi aspetto numerosi. C'è una giuria qualificata di chef della Suocchi Treviso che partecipa a tutti questi eventi, e quindi chi vincerà questo ambito premio farà il dolce della cena di gara dell'anno prossimo, come quello che abbiamo fatto noi qui stasera, forse anche meglio.
quindi il vincitore sarà il direttore del dolce del prossimo anno. Grazie, scusate. Un grosso complimento a tutta la cittadina, grazie.